picciotetta chiamata Concetta, pedali canticini usa scritta, se la vedi in bicicletta, è vera corretora maledetta, prima che corre paro che si pitta. Apprezzati dall'uomini ci vanno volentieri, ma corre velocissima la lascia tutta rete. S'ammazzano le mascole, bicchierici davanti, allo scopo di vincere una corsa interessanti. O ci corre una volta, ci volesse correre sempre, perché dona tanto piacere in to correre, sta femmina galiota. Picciotti che si partono di tutti i punti da Sicilia per fare una corsa accudita, sta signorina che è una catanesa, per correre davvero qualche cosa. Significa accogliere idee, suggerimenti, critiche, affinché si trovi uno strumento, un mezzo che possa diffondere arte, cultura, perché il nostro obiettivo è educare al bello e si educa al bello solo se si educa alla cultura e all'arte. Te fatte per mia secchio abbassata, dimmi quando eri la tua maritata. Nanna nanna ninna nanna ninna nanna 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 ninna nanna ninna nanna. La parola a Sergio Bonanzinga e il microfono lì. Abbiamo intitolato questo incontro a due grandi, forse gli esponenti più importanti della tradizione dei cantastorie storici siciliani, Turitubella per il versante dei testi poetici e Orazio Strano. Allora, io non la voglio fare troppo lunga, era per dirvi l'importanza di queste cose che ovviamente non riguardano soltanto l'identità siciliana, ma che riguardano i saperi immateriali dell'umanità in generale. Alan Lomax, partendo dalle sue ricerche fatte col padre quando era giovanissimo, arriva in Europa quando intorno al 1950-51 e programma un viaggio in Italia. Nel luglio del 1954 sbarca a Palermo con un più sensibili nel tempo, perché io ho seguito Luigi, ci conosciamo da tempo e non sempre, spesso è stato un salmone, sempre conciavendo e solo, ma ora è circondato non da questo meraviglioso pubblico, ma da tante associazioni e soprattutto da una intelligenza che lo ha seguito, come l'Università di Palermo, come l'Università di Roma, attraverso il professor Bonanzinga, Giordano e altri, e con le tesi di laurea, eccetera, perché si sa, e chiudo veramente, che Luigi... Non c'era gridando, viva Sant'Alfio, viva Sant'Alfio! Tano gridava, l'occhio forte di tutti, c'eresse Sant'Alfio, con la parola che mi mannastavo, io vi chiamo e vi ringrazio. La tornearo tanti e tante gente, facendo chianti e grida tutti quanti. Tanuzzo, paci e maci a dei momenti, visto l'intenzione dei festanti, ecco che forza io non gridano. Sant'Alfio, ne vediamo sempre ogni anno.
Grazie. 2 ore siete stati tutti qua, evidentemente. Viceversa, il cantastorie di piazza utilizzava le storie sacre, ma a modi, direi, mi viene di dire, di spettacolo. Non era una celebrazione, era un raccontare in forma di spettacolo una storia sacra. Va bene, e quindi come dicevo è nata qui a riposto, per grazia di Turiddu Bella e di Orazio Strano, che è un binomio indissolubile, e poi c'è anche la partecipazione di Ciccio Busacca. Ecco, mi è venuto. E praticamente queste collaborazioni poi si è formata una vera e propria scuola con direzione qua a riposto, perché era di Mascala mio padre, ma era tutto, avveniva da qui. Si è formata veramente una scuola che si contrapponeva alla scuola che era a Palermo, e da questa parte invece c'era Salvatore Bella e Orazio Strano insieme, in collaborazione, che facevano una poesia popolare. E infatti mio padre diceva: io scrivo per il popolo. La moglie finalmente ce l'ha dato, con pompi e sone poi con battiato, Anuzzo che di cuore fu voluto, parenti, amici e Dio vicinato, lo stesso nodo. Che è stata appunto la mia tesi di laurea. Durante la tesi di laurea, parte almeno della mia tesi di laurea, sappiamo tutti che durante una tesi di laurea una è un po' uscita fuori di sé, impazzita, precisa, arrivata proprio al limite, con i capelli rizzi. E poi c'era il professore Bonanzinga, che era, come si dice, dalle mie parti proprio luci di musso. Quindi insomma è stato molto, insomma, a casa mia ero abbastanza nervosa. Poi incontrai Luigi, e con Luigi fu come viaggiare su una Mercedes classe A. Pronto Luigi? Mi sono scordata di fare questa fotografia, non ti preoccupare, domani magari pure chiede, qual è il problema? Tranquillo. E arrivavano tutti i documenti mancanti, perché ovviamente io ho fatto ricerca sul campo, sono stata... Questa restituzione a Maria Strano, a cui do anche una pen drive dove ci sono le immagini, ma anche le tracce sonore, le 4 tracce sonore di tuo papà, e le 2 immagini. Mostrale. E questa qui, che è quella dove è ripreso anche il fratello Vito. Ecco, tutto. Questo invece, ecco, si è pure bagnato, è la riproduzione della donazione, diciamo, che ho preparato per te. Naturalmente abbiamo consegnato le stesse cose anche a Luigi in versione digitale, che stamperà per il museo queste 2 fotografie a una grandezza superiore, almeno 1 metro di base, in modo da poterle esporre all'interno del museo. Ecco, per me è inutile dire che della mia visita a Riposto, la mia prima visita a Riposto, la possibilità di incontrare la figlia di Orazio Strano ed avere direttamente la sua testimonianza, la descrizione di queste immagini, ci ha portato a vedere il posto dove queste immagini sono state scattate. È stata un'esperienza impagabile, e per questo, veramente con tutto il cuore, a nome del Presidente del Centro e della Vicepresidente, professor Adamo, e professoressa Anna Lonx,
ti doniamo e ti restituiamo la voce e le immagini di tuo padre. Immensamente grazie. Che mi ha regalato quel giorno, che è stato a casa mia e non sono abituata, è stata immensa quell'emozione. Dico proprio che mi sono venute fuori le lacrime a sentire la voce di mio padre, che praticamente lì aveva 49 anni quando cantavo quella sua canzone, e avere le foto è una cosa bellissima per me. La ringrazio. Parlaci di questo posto dove siamo stati. Allora, la casa è in via Circonvolazione, che fa incrocio, fa angolo con la strada chiamata via Fuille, che praticamente c'è una porta che dà sulla via Circonvolazione, e questa dove è scattata la foto era nell'angolo adiacente, e questo era proprio un portone, che adesso questo portone è di ferro, prima era di legno. In questa casa io sono nata e praticamente in questo portone mio padre, ai tempi, quando iniziò a fare il suo lavoro di cantastorie, non aveva la macchina, aveva il carrettino con l'asinello, e quindi lui entrava in questo portone grande e c'era la stalla per l'asino. Era un asinello sardignolo praticamente. E quindi io rivedere queste foto mi ha fatto proprio un'emozione immensa, immensa. Ringrazio sempre il professore. Io che cosa devo dire? Posso solamente ringraziare tutti voi per essere stati qua 2 ore inchiodati ad ascoltare tutte queste nostre chiacchiere, che in parte certamente sono state, a parte le mie, sono state molto gradevoli e interessanti per tutto quello che è stato detto. Io devo fare i miei auguri più veramente intensi a questa idea, a questo progetto del museo, all'idea che questa mostra possa veramente circolare nel mondo come sembrerebbe, perché è una cosa importante ed è meritevole di essere conosciuta anche al di fuori delle nostre lande periferiche, tutto sommato, nel grande calderone del pianeta. Grazie a tutti e spero di rivedervi, spero di portare a riposto la mostra Sicilia 1954, il viaggio musicale di Anna Lomax e Diego Carpitella, e tornare a parlarvi delle tradizioni musicali e anche di tutto il resto della Sicilia, quelle che furono testimoniate attraverso i suoni e le immagini esattamente 70 anni fa. Grazie. Maria voleva dire qualcosa. Vincendo la mia timidezza. Vince la sua timidezza, alto. Niente, stamattina ho tentato le paroline da dire a Luigi, e allora, siccome non mi fido della mia emotività, ho preferito scriverli. Sono 4 parole, diciamo, dettate dal cuore. A Luigi Di Pino, il nuovo cantastorie ripostese. Luigi, ti ho sentito cantare dagli albori dei tuoi inizi le storie di mio padre, che hai riportato alla ribalta con vera maestria. Ma quando per la prima volta, in apertura di un tuo concerto, hai esordito con enfasi e bravura con un turiddu siciliano, subito dopo ho pensato che questa canzone, che mio padre scrisse in tarda età, ti abbia letteralmente passato il testimone, come se alla fine Misteri della vita l'abbia scritta esclusivamente per te, perché solo tu potevi cantarla così bene. Forse non è tutto per caso quello che sta dicendo Maria, anche perché io da ragazzino
non ho mai visto Orazio esibirsi con il cartellone nel suo spettacolo, almeno non l'ho visto a memoria diciamo da bambino, anche perché lui l'ultima esibizione la fece nel 77 e nemmeno a Riposto, la fece a Taormina nel 77 e io avevo 10 anni, quindi sarà stato proprio difficile che potermi ricordare di Orazio, però lo ricordo perfettamente girare per le vie di Riposto e ricordo un'unica cosa di Orazio, ricordo che mi guardò negli occhi e io da bambino ebbi un senso di paura, ebbi un'emozione e pensai proprio queste parole precise, ma ciuzza, e qui è chi sto? Proprio pensai queste parole. Quindi chissà se in quello sguardo lui chissà che cosa mi ha trasmesso. E adesso tu mi stai dicendo una cosa che non sapevo, che Turiddu Siciliano lui la scrisse in tarda età, cosa che io non sapevo, e quindi io già c'ero quando la scrisse, e possibilmente sì, dopo il 67. Quindi vogliamo chiudere in bellezza con Turiddu Siciliano? Non so, mi sta venendo così, a questo punto che l'abbiamo nominata. E la natura mi vigilamenti, davvero fino all'origine lenti, sono la musica, 4 strumenti, ogni era un'allegrezza mi dà, quando mi trovo da qualche festino, lo cuore allarma, la vita mi svino, sono subito, oh Mennoleno, sentite, che sono che fa. L'Umennolino è troppo fino, l'Umennolino che sono da fare l'Umennolino è troppo fino, che sono da fare. Paranzano, tamburetto, scaletto che sono da fare. Maranzano, tamburetto, scaletto che sono da fare. Grazie a tutti, seguiteci sempre, seguite la nostra pagina, mettete seguo a Museo del Cantastorie Siciliano, ok? Alla prossima, ciao, grazie a tutti, Uomini e donne tutti avvicinati, stai io pecando cose saporite.